come era che dismissiavi di mattina? Che ore? Ah, depende do serviço que tinha que fazer. 6:30, 7 horas. Prima di tutto, cosa che mangiavi te caffè? Mangiavano ponta e latte e caffè. Ponta brustula e a scudella grande, e spaccavano 2 tocchi di ponta e caffè e latte e mangiavano di gusto. E dopo di quello? Lavavano su, era il secchiaro e una piana e dopo lavavano, sugavano e mettevano via. E ti mi hai detto che andavi in città per fare a venda? Sì. E chi andavi a torre cavai del campo? Che ore che andavi? Mia madre andava delle volte alle 5:30 da mattina, con scuro che quel tempo non c'era luce. E andava tutto il potrero della chiglia là, e se noi cattava andava da Bartapelle, e delle volte noi cattava e i cavalli erano scappati fuori. E dopo mia madre andava in cerca, dopo si stufava con quel orvario della mattina il potrero, si bagnava tutta. Allora veniva a casa, si scambiava, stava adesso aveva altri in cerca di cavalli. Allora andasino mia Lidia e andava su del potrero del vecchio Camillo, mangiare il sorgo. Dopo mia madre ciappava il cavallo, metteva su il reamento e andava in città. E mio padre ciappava il carretto, metteva su il cavallo. Io menavano davanti la soglia e là cargava su a bagna, linguiça, torresmo, tutto quel che era di marci e dopo andava in città a vendere. E mia madre anche andava con la carretta, andava a vendere legne, galline, uvi. Andava la sola? E delle volte la sola, delle volte mi andava insieme. Qualche volta chiamava a Silvia, se aveva tanta roba, e allora dopo spartia il lucro. E a venda in città com'è che era? Aveva freguesi anche, andava battendo di porta in porta e mi parava a carretta. E la pie. E la pie. Perché questi anni non c'era chi portuni serai né niente. Le volte a mamma andava a Rento, che mi dia in mente. E andava a Rento e abbattia, allora veniva fuori, allora gli voleva avere le galline, se gli era belle gli palpava quattro petto, se gli era magre non le voleva. E dopo loro andava avanti un'altra, e avanti fino a che vendeva, anche che fosse un poco più barato. E andavano, dopo andava dopo, che la rua americana, non mi ricordo più. E allora andavano fuori là, della rua 15, passava a volta, allora per di là ciappava o a Vicente Machado, o a outra cosa, a commentatore Araújo, e allora passava de volte a stare un tocco na rua, dopo attraversava, andava a che altra, e allora andava e de volte non era buono a vendere, che il tempo non era buono vendere le legne, perché tinha un fogone di luce. E allora andavano le volte distante, là, su quando il 7 di settembre. E dopo da venda? Andavano in Drio, andavano lì, passavano da Praça Tiradentes, andavano lì, da igrejinha da Ordem, dar che bevere i cavalli. Tutte le femmine che andavano in città erano lì in volta con i cavalli. In che carrette per dare a bere il cavallo. E dopo là loro mangiavano e venivano a casa. Dopo si fermava da Alberto Sonato, da Toni Mori, comprare zucchero, caffè, risi, cosa. Salão?
Quel tempo che era sabão índio. Dopo andasino a casa. Ora molhavino a cavallo, davano acqua, ela bevia un balde di acqua, assim que la mandava dotto al barde quasi. E dopo mangiava capinha, mangiava il sorgo, e dopo di sera andasino a mollare dotto il potrero. Tutti andasea là. Nantri, il zio Piero a nonna Augusta, mollare i cavalli là. E lì acabava il dia.